Siamo qui con Carlo Trois, storico proprietario della gelateria in via Dante. Se ci può raccontare la situazione in cui si trova la via e anche se i lavori affettano un po' l'attività commerciale. Salta agli occhi che se prima avevamo 5-6 tavolini adesso abbiamo 3, perché hanno fatto queste ore grandi. Da qui il calo di clienti. Beh, certo che la clientela magari se si vuole sedere cerca altri posti dove potersi sedere. Come le piace come sta sorgendo questo nuovo progetto, le strade che si stringono, cosa ne pensa rispetto al passato? Lei che è qua da tanto tempo. Sia io che praticamente il 99% dei clienti per noi è incomprensibile. Poi se ci sono dei benefici staremo a vedere. Per il momento non si riesce a capire questi restringimenti così assurdi. Le aiuole con poco verde. Le aiuole, cosa qui fuori con poco verde, anche queste secondo lei dovrebbero essere oggetto di... Sono quelle che sono. Basta fare una fotografia e parlano da sole. A chi farebbe un appello per la situazione in cui si trova la zona? L'unico interlocutore è il comune. Sono loro che dovrebbero... Vi avevano fatto qualche promessa rispetto alla tempistica, a come sarebbero finiti i lavori? Beh, su questo O alla nuova migliore zona peggio via Dante? ancora penso che sia via Roma e quelle zone lì ancora peggio di noi, quindi le promesse sono state fatte ma i risultati sono questi.